Buon pomeriggio e buon ascolto a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori dello Spazio Più da Radio Libertà. Oggi è venerdì e lo Spazio Più è quello dedicato al SINAPPE, al Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria, agli uomini e alle donne con le divise, quelli che appunto frequentano le patrie galere italiane ma per lavoro, non perché appunto devono scontare una pena per reati commessi. Il problema è che tante volte appunto sono più penalizzati loro che chi ci ha finito dentro per aver infranto la legge. Oggi dovrei essere in compagnia di Federico, se non sbaglio. Federico, ci sei? Federico? Ci sono. Ci sei? Buonasera a tutti, oggi è venerdì 13, manco a farlo apposta e dicono venerdì 13 porta male, in effetti sembra che stia iniziando una bella guerra fenomenale, ci siamo risvegliati allibiti. Scusi, ecco. ma non è venerdì 17 che porta sfiga? No, ma dicono anche venerdì 13. Pure. Soprattutto leggere le dichiarazioni di Israele, insomma, che dice questa non è un'operazione, questo è l'inizio della guerra contro Però io ti invito a essere più preciso, Federico. Leggere dichiarazioni di Israele non è da persone precise quali noi siamo. Sono le dichiarazioni di Netanyahu. Netanyahu sta facendo i porci comodi suoi perché in questa maniera pensa di prolungarsi il mantenimento al governo, perché da quando ha rotto le palle alle scuole appunto rabbiniche, pretendendo che anche gli studenti fossero richiamati al servizio di leva, sta subendo. Gli ortodossi che non hanno mai servito lo Stato. È un problema che il nostro Marco Castelli aveva anticipato più volte qualche anno fa. Sì. Nella trasmissione purtroppo gli ebrei ortodossi oltre a non fare servizio militare spesso non lavorano e hanno un tasso di fertilità che è più alto a quello degli arabo-israeliani e dei palestinesi, e quindi il loro numero è aumentato tantissimo. Israele è impegnato in vari fronti e mancano i soldati. Se questo 20% della popolazione facesse il servizio militare come tutto il resto, insomma, sarebbe una boccata d'ossigeno per le forze armate. Il problema è che hanno due partitini, uno del 3 e uno del 4%, che sono indispensabili per continuare la vita del governo di Benjamin Netanyahu. Qualora cadesse il governo, Netanyahu rischia il carcere per delle accuse di corruzione. Sì, perché... E quindi, insomma, stiamo rischiando una guerra mondiale per non far finire davanti un tribunale il primo ministro israeliano, che con tutto il bene che gli vogliamo, insomma, ci pare un po' eccessivo. Evidentemente è un modo un po' comune di tutta la politica, perché noi appunto ormai viviamo con quelli che fanno parte della politica, che dovrebbe essere con la P maiuscola, che sono disposti a sacrificare i paesi interi pur di poter rimanere loro in cima. E questa è una cosa sì, qua in Europa ne sappiamo qualcosa. Soprattutto in Italia, insomma, noi abbiamo avuto gente che veramente ha fatto le carte false, ha fatto i patti col diavolo pur di rimanere in cima ricordiamone uno di cui ci sono stati ieri, c'era l'anniversario dei 2 anni di morte di Silvio Berlusconi, insomma 2 anni dalla morte. Ricordiamo che Berlusconi ha appoggiato qualsiasi governo, Monti incluso, soprattutto il governo Monti, ricordiamolo, pur di avere le sue aziende salve. Quindi non è che possiamo biasimare altri paesi, però Berlusconi alla fine era un bonaccione, bastava che salvava le sue aziende, a lui non gli fregava niente. È andato in tribunale, ce l'ha sempre fatta, tra l'altro, uscire abbastanza integro e sano dalle aule di tribunale, quindi magari possiamo considerarlo a Netanyahu, se Silvio ce l'ha fatta, ce la puoi fare anche tu. Mi sa di no, perché se no non arriverebbe a questi estremi, insomma, inventandosi appunto rischi nucleari. Cioè il vero rischio nucleare adesso, se appunto l'Iran risponde in una maniera un pochino più pesante, se per sbaglio mentre risponde a Israele colpisce qualche insediamento militare degli Stati Uniti, poi voglio vedere che cacchio succede. Insomma, tu la divisa già ce l'hai. Il nostro Antonio Fellone che stiamo cercando di raggiungere, già c'è. Ecco, preparatevi, siete pronti a partire per la guerra, per la terza guerra mondiale. Antonio. Ciao Mimmo, buongiorno a tutti, grazie sempre a Radio Libertà per lo spazio che dedica alla Polizia Penitenziaria e al SINAPPE. Ciao Fede, ciao Mimmo, siamo pronti? Antonio, io mi sono fermato, non ho parlato io del brigadiere carabinieri che è stato ucciso, per dare modo a te di fare la commemorazione. Io avrei voluto farlo perché comunque sia questo uomo è
pur sempre un lavoratore. Io ho sempre preso le difese di tutti i lavoratori. Però prima che commemorarlo, io ti voglio fare una domanda. Visto che questo uomo è morto appunto poco prima di andare in pensione, questo Stato, lo Stato italiano, cosa fa? La pensione ai figli gliela riconosce, ai figli, alla moglie gliela riconosce, oppure li costringe alle solite pastoie burocratiche? Perché poi in fondo quest'uomo è morto appunto prima di andare, di ricevere la pensione. Tu che ti occupi di sindacato per le forze dell'ordine, tu sai come funziona lo Stato in questo caso? Lo Stato italiano come funziona? Intanto un abbraccio alla famiglia, veramente sentite condoglianze del brigadiere Le Grottaglie. Veramente è una persona che ha dato la vita per lo Stato, uno Stato che spesso dimentica i suoi servitori, e io in questo caso spero, mi auguro, il nostro auspicio è quello che assolutamente non capiti anche in questo caso. Mimmo, rispetto a quello che mi chiedevi tu, assolutamente il tutto gli deve essere riconosciuto e gli spetta di diritto per norma alla famiglia. Tutto ciò che spettava al brigadiere Le Grottaglie ovviamente spetterà alla famiglia e anche altro, perché comunque è una vittima del dovere. Tutte le pratiche dovranno essere fatte perché gli spettano un bel po' di cose, come è giusto che sia, perché è un uomo che ha dato la sua vita per lo Stato. Io ieri scrivevo proprio questo sui social, no? Perché spesso sento dire tantissime cose brutte verso gli appartenenti alle forze di polizia. Veramente vengono continuamente denigrate, insultate, screditate. Però quando accade qualcosa e quando abbiamo bisogno tutti, io parlo di cittadini tutti, sono i primi che arrivano e con grande professionalità e con spirito di sacrificio comunque si mettono a disposizione. È questo che deve far riflettere a tutti. Quindi quando sento screditare, offendere le forze di polizia mi viene solo il volto a stomaco, perché veramente solo chi fa il nostro lavoro può capire l'impegno, il sacrificio, l'onore di indossare l'uniforme e rappresentare lo Stato. Quindi io, come sempre detto, le forze di polizia tutte, la divisa va rispettata e onorata, e chi non lo fa, secondo me, si deve solo ed esclusivamente vergognare. No, l'importante, Antonio, è che lo Stato appunto non si attacchi, o la burocrazia statale non si attacchi al fatto di, ma in fondo questo non c'è ancora andato perché gli mancava un mese di lavoro, perciò ancora la pensione non gli tocca. Ed ecco gli tocca, Mimmo, perdonami se ti interrompo, gli tocca tutto, ma gli tocca vittima del dovere, assolutamente no. Su queste cose qua io ho già visto altre pratiche in passato, no, assolutamente. Su questo c'è la norma che lo prevede, quindi ma assolutamente. Ma io credo, guarda, che questi parenti avrebbero fatto ben volentieri a meno di tutte queste cose. L'importante era avere Carlo Le Grottaglie con loro, ma purtroppo ai noi è successo quello che è successo. Se io ti faccio sta domanda anche dei rapinatori, scusami, dicevo, ho visto le immagini anche dei rapinatori, mi hanno fatto letteralmente schifo, perché chi ammazza un'altra persona per soldi, per me non ha veramente, come posso dire, non merita di vivere, perché purtroppo è così. Legare la vita di una persona a una questione economica fa veramente, veramente schifo. Il problema è che in Italia ultimamente di queste cose ne stanno accadendo tante, e non mi vengano a dire che non c'è possibilità di lavoro o un altro, perché non è vero. Questa è gente che vuole il soldo facile, perché Federico lo sa meglio di me, lavorando in prima linea, perché anche quando noi che lavoriamo all'interno degli studi penitenziari tante cose le vediamo. C'è gente che avrebbe la possibilità di lavorare in maniera regolare, fare un lavoro bene, dignitoso e guadagnato, invece no, non hanno voglia di lavorare, cercano il soldo facile, e se ti metti tra loro e il soldo facile non ci pensano due volte ad ammazzare, e questa è una cosa che fa veramente e letteralmente schifo. Se a questo ci aggiungi il fatto che quando poi finiscono in galera, quando si trovano ad avere appunto a confrontarsi con voi che lavorate all'interno delle prigioni italiane, questi non si fanno scrupolo di prendere e usare violenza nei vostri confronti, cioè voi che veramente per una miseria
sacrificate la vostra vita stando in un posto veramente di merda, perché la galera è un posto di merda frequentata da gente di merda, perché appunto chi finisce in galera per reati, perché appunto ha deciso di non lavorare, perché appunto a lui lavorare cioè gli pesa, ecco, appunto arrivare appunto a essere offesi, insultati, vilipesi, picchiati, perché voi spesso e volentieri siete picchiati, spesso e volentieri siete i primi che appunto subiscono le violenze di queste persone, veramente, ecco, insomma, è un qualche cosa che fa indignare e fa incazzare, consentitemi questa. Certo, Mimmo, perché adesso come adesso, rispetto a qualche anno fa, noi lavoriamo all'interno degli istituti penitenziari con una tipologia di detenuti completamente diversa, completamente cambiata, perché fino a qualche anno fa c'era il rispetto per la divisa e per l'operatore, a parte qualcuno, ma era poca roba. Oggi c'è una cultura che è completamente diversa, c'è una tipologia di detenuti che è completamente diversa e c'è una gestione della polizia penitenziaria in questo caso, ma in tutte le forze di polizia, una visione che è completamente diversa. Oggi tu per difenderti, ovviamente la legge ti dà la possibilità dell'uso della forza, no? Sì, contenimento forzoso. Il problema è che non è che questi signori ci picchiano perché sono più forti di noi, ci picchiano perché tu a volte devi stare attento nel reagire, perché per fare il tuo lavoro poi rischi, e il rischio è alto, e Fede lo sa, di ritrovarti poi con sanzioni disciplinari se ti va bene, ma quasi sicuramente con procedimenti penali per tortura, violenza o altro. Capisci? E noi all'interno dei reparti, i miei colleghi che lavorano in prima linea all'interno dei reparti, Fede lo sa, sono a mani vuote, a mani libere, non hanno nulla, anzi sotto certi aspetti hanno le mani legate. Loro hanno le manette. Quindi tu a volte sei costretto a fare attenzione quando reagisci o perlomeno per difenderti, perché hai la manna della prima procura che ti indaga per tortura, violenze o altro. Antonio Fellone, segretario generale aggiunto del SINAPPE, nonché un sacco di altri titoli, e che pensi che tu appunto fai questo lavoro qua e te lo devi fare tutto comodo, no? Cioè in Italia chi fa il proprio dovere deve essere pronto a prendersi le legnate anche appunto dallo Stato che rappresenta. E meno male che appunto c'è qualcuno che da un po' di tempo a sta parte ha preso a cuore la vostra situazione e va portato un attimino appunto con un po', va usato più attenzione. Provvedimenti abbastanza grandi, e uno di questi bisognerebbe cercare, ma non è facile, io lo so. Io, stando in certi ambienti, conosco quelle che sono le volontà, ma conosco anche quelle che sono le difficoltà, perché la soluzione migliore sarebbe intanto rimandare a casa tutti i detenuti stranieri. Allora, se tu rimandi a casa tutti i detenuti stranieri, uno, risolvi il problema del sovraffollamento, due, inizi a lavorare con una tipologia di detenuti che è completamente diversa, perché noi il problema principale ce l'abbiamo con loro. E non lo dico perché io ho una certa ideologia, appartengo a un certo partito o altro, io lo dico perché nel quotidiano giro gli istituti, conosco gli istituti e conosco quelle che sono le problematiche degli istituti. Perché noi, la percentuale del detenuto italiano che si comporta in maniera scorretta si aggira secondo me non più del 10%. La percentuale del detenuto straniero che non rispetta le regole, non è avvezzo al rispetto delle regole, è aggressivo, è violento. Federico? Ci siamo persi Federico? La maggior parte, no, volevo chiedere a lui, correggimi se sbaglio. Mi sa che Federico è caduto, dobbiamo ricontattarlo solo in questo momento. La regista si è dovuta un attimino assentare, infatti c'è la maggior parte. Dicevo che la maggior parte dei detenuti stranieri, quindi si aggira una percentuale dell'80-85%. Questo è un dato che deve far riflettere. Noi, per risolvere uno dei problemi principali degli istituti penitenziari, è trovare la soluzione affinché questi signori, oppure
condannati la prima volta, rispediti al loro paese. E poi va bene, Ripeto. la cosa che toccherebbe fare sarebbe la riapertura degli OPG, degli ospedali psichiatrici giudiziari, perché anche quello incide parecchio sulla qualità Quella del è stata vostro una lavoro. tragedia, quella è stata una tragedia per il mondo carcere, perché noi all'interno degli istituti oggi ci ritroviamo persone che assolutamente non potrebbero stare in carcere perché sono persone completamente malate, sono persone di non facile gestione, sono persone che dovrebbero essere solo e esclusivamente curate. Invece tu li devi trattare come detenuti e di conseguenza tu non sei preparato per trattare persone malate, Certo. perché noi dobbiamo solo e esclusivamente garantire la sicurezza. È vero, partecipiamo relativamente al trattamento, però noi dobbiamo garantire la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e gestire questa tipologia di detenuti è praticamente impossibile per noi, perché non abbiamo nessun tipo di preparazione, non siamo medici. E questo che all'esterno dovrebbero capire, perché poi è troppo facile, no? Dire poverini qua, poverini là, indulto, amnistia, sconti di pena. No, hai sbagliato e paghi, punto. Perché se Mimmo si alza la mattina e va a fare il suo dovere, lavora e torna a casa distrutta la sera col mal di schiena, se guadagnerà la pagnotta, nel rispetto di Mimmo noi dobbiamo garantire la certezza della pena. Certo. Perché non esiste che la persona sbaglia, ripete lo sbaglio, triplica lo sbaglio, è il suo modo, ha scelto come stile di vita il delinquere, io devo stare pure lì a pensare, a capire come cercare di farlo stare bene e soprattutto sconti di pena, indulti, amnistia, perché c'è il sovraffollamento. Non me ne frega niente. C'è il sovraffollamento. Qua ci sono più scuole di pensiero, soluzione. comunque leggevo appunto su vari giornali che a seconda del partito c'è chi invece è un pochino più elastico su questa cosa qua. Ma abbiamo con noi di nuovo Federico. Tu gli volevi fare una domanda a Federico? Chissà se Federico volevo, ha inteso la Federico domanda o gli era già cascata la linea. Federico, ci sei? Sì, ci sono, non sentivo più niente, poi è stata la linea. E allora Antonio ti vuole fare una Fede, domanda, ascoltalo. No, sì, più che altro volevo una conferma da Federico. Fede, io dicevo che il 10% dei detenuti italiani e andiamo all'80% dei detenuti stranieri, parlavo di detenuti non avvezzi al rispetto delle regole, no? Detenuti aggressivi, detenuti con problemi psichiatrici, detenuti che non gliene frega nulla dello Stato e di conseguenza di noi che rappresentiamo lo Stato all'interno degli istituti penitenziari. E quindi ho dato un dato che secondo me è il 10% dei detenuti italiani e l'80-85% dei detenuti stranieri. Tu che sei in prima linea, non so se confermi o secondo te i dati sono diversi. Io non mi sento di confermare perché alla fine, io quando ho iniziato le condizioni erano uguali, io ho iniziato a Torino. Non ci si può, è lo Stato che deve meritare il rispetto. Il problema è che tutto ciò è voluto dal sistema, è voluto dalla dirigenza a Roma. Quando accadono cose come a Genova, che c'è stata una rivolta, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, invece di aprire un'indagine su quello che è accaduto, indaga gli agenti che erano in servizio perché c'è stata una violenza sessuale e loro non se ne sono accorti. E ci sono agenti che sono in servizio con 150-200 detenuti per piano a Genova Marassi. Io inviterei i dirigenti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, invece di stare a Roma con l'aria condizionata, di andare a farsi un giro a Genova Marassi e vedere quali sono le condizioni in cui fanno lavorare uomini e donne della polizia penitenziaria a Genova Marassi e tengono rinchiuse le persone a Genova Marassi. Ecco, è una cosa scandalosa. Qua si passa davvero dalla ragione al torto. Se la dirigenza a Roma pensa questo non si va da nessuna parte ed è stato voluto. Io già quando ho cominciato le condizioni a livello di immigrazione erano queste. Mi ricordo, io in Isola delle Vallette c'è una sezione tutta di senegalesi, una tutta di nomadi, di Rom, una tutti dell'est. C'è sempre stata l'immigrazione. No, ma Fede, forse mi sono spiegato male io perché stiamo dicendo la stessa cosa. Io quello che ti dicevo ti parlava di... Ragazzi, non vi parlate addosso perché se no... non vi parlate addosso perché se no non si capisce niente. Federico, tu impara a non partire in quarto, ogni tanto rallenta. No, ma io sono stanco di sentire certe storie, di leggere notizie assurde. Cioè, dopo quello che è accaduto, una rivolta in carcere, cosa fa il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria? Indaga gli agenti in servizio perché non si sono accorti di quello che stanno accadendo. Ma loro ci sono mai stati a Genova Marassi? Si sono mai andati a fare un giro nelle condizioni in cui lavorano gli agenti? Ve lo dico io, a Roma sanno tutto. E invece di fare le cose come si deve, è molto più facile dare addosso agli agenti della polizia penitenziaria, perché questo sta accadendo.
è inaccettabile quello che è accaduto a Giovanna Marassi, è inaccettabile il comportamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è inaccettabile, e questo va detto, bisogna schierarsi. Antonio, ci sei ancora? Ci tenevo a fare una precisazione, perché ci tengo a dire che ovviamente non sono in giornali gli organi preposti a dare notizie certe o veritiere, perché ogni giornale poi rispetto alla politica che cavalca ti butta fuori delle stronzate, perché queste stronzate sono. Io quello che so da addetto ai lavori, che intanto a Genova è intervenuto subito, scusatemi, sono intervenuti subito i reparti operativi della Polizia Penitenziaria, la direzione delle entrate, i detenuti che hanno provocato tutto quello che hanno provocato, la stragrande maggioranza, quasi tutti sono stati trasferiti da nord a sud su tutto il territorio, quindi non c'è stato un trasferimento regionale ma addirittura nazionale, quindi un trasferimento punitivo. Per quanto concerne la questione cosa ha scatenato la rivolta, ci sono delle indagini in corso e su segnalazione di un legale è stato segnalato che questo detenuto ha subito delle violenze per 2 giorni consecutivi e ovviamente la procura, rispetto a una segnalazione, farà gli accertamenti del caso. Quindi non è che l'amministrazione ha indagato i poliziotti e non i detenuti, perché a volte i giornali fa comodo scrivere certe stronzate perché devono alimentare polemica verso una parte di governo che in quel momento gestisce le carceri e una parte dell'amministrazione perché non appartiene a quella politica di cui il giornale è pagato. Quindi bisogna sempre solo dire la verità, perché per me il giornale non è fonte ufficiale né del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria né tantomeno del Ministro della Giustizia. A volte sul giornale capita di leggere veramente di tutto e di più e certamente non è la bocca della verità. Quindi però da addetto ai lavori e conoscendo alcune dinamiche, quello che ho detto io è quello che è reale. Quindi non ci sono colleghi indagati chissà per che cosa, anzi è stata fatta un'ottima operazione da parte della Polizia Penitenziaria che ha fatto rientrare il tutto. Sono stati immediatamente trasferiti i detenuti e denunciati, questo è chiaro, trasferiti e denunciati, perché vorrei ricordare che il reato di rivolta oggi è legge, sia ben chiaro. Quindi poi, se vi è arrivata una segnalazione dove si denuncia che un detenuto è stato violentato per 2 giorni e nessuno se ne è accorto, è ovvio ed è logico che ci sarà da appurare la verità e ovviamente si farà chiarezza anche su questo. Però ad oggi non risulta nessun poliziotto indagato né tantomeno indagini nei confronti di chissà che cosa. Io dico che bisogna fare un plauso a tutto il reparto di Genova, ma ai reparti operativi che sono intervenuti su Genova, su quella che è stata la gestione della situazione, perché credetemi, a me sono arrivati dei video, sono arrivati dei video ufficiali, no video di giornali, dove hanno fatto vedere veramente delle situazioni scabrose, e quindi chi ha provocato tutto ciò oggi verrà punito e denunciato, perché ripeto, finalmente, contrariamente a quanto pensa un'altra parte politica o chi non conosce il mondo carcere, finalmente decreto sicurezza è legge. E su questo ti devo interrompere perché siamo giunti alla prima metà. Pubblicità. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Rieccoci, siamo sempre su Radio Libertà, questo è lo spazio più SINAPPE, il Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria, e siamo in collegamento con Antonio Fellone e con Federico Carbonara. Allora, abbiamo chiarito quella che è la problematica, quello che è successo appunto a Genova Marassi, e ecco, passiamo a un altro argomento che è già dall'altra settimana, Antonio, che te lo volevo sottoporre. Allora, tu hai appena smentito quello che certi giornali hanno scritto riguardo appunto a quello che è successo a Genova Marassi. Ti voglio fare questa domanda: risponde al vero il fatto che le organizzazioni sindacali di tutta la polizia penitenziaria sono giunti a
a un accordo col governo per quello che era il trattamento economico relativo a 3 anni di mancati pagamenti sugli straordinari agli operatori della polizia penitenziaria, sia donne che uomini, e che praticamente è stato raggiunto. È stato raggiunto. Ma non pensavo che avessi finito, scusami, perdonami. Sì, no, praticamente è stato raggiunto l'accordo in cui praticamente vengono liquidati solo 5 mesi su 3 anni di straordinari che queste persone hanno fatto. È vero o me lo sono sognato? Te lo sei sognato tu o chi ha riferito questa cosa? Perché non è assolutamente vera. Perché voglio ricordare che comunque ci sono i contratti, tra l'altro di recente è stato rinnovato, anzi ti dirò di più, a breve partono i lavori per il prossimo rinnovo contrattuale. All'interno del rinnovo contrattuale c'è tutto quello che spetta al poliziotto penitenziario. Cioè tutti e 3 gli anni? Tutti e 3 gli anni? Assolutamente sì. Chi dice queste cose dice il falso e dichiara il falso, e dico fatemi leggere dove avete trovato questo accordo, perché è una cavolata grossa, perché ciò che spetta al lavoratore deve avere. Ha lavorato 3 anni, ha fatto straordinario, gli spettano per 3 anni, nessun sindacato avrebbe mai firmato passami il termine, una stronzata del genere, perché a me fa ridere chi dice queste cose, ovviamente non ce lo può dire, ma con qualche organo di stampa che dichiara queste cose, perché è assolutamente assurdo. E ci ripeto, c'è un rinnovo contrattuale, anzi, se ti ricordi bene, proprio sugli arretrati noi abbiamo fatto la trasmissione e noi come Lega, io dico come Lega, come Dipartimento Lega, Dipartimento Carcere e Polizia Penitenziaria, Dipartimento Sicurezza e Immigrazione con Gianni Tonelli, abbiamo fatto un comunicato congiunto qualche settimana fa, dove abbiamo chiesto al ministro Giorgetti di intervenire rispetto alle problematiche connesse con noi PA, perché i poliziotti, i lavoratori aspettavano gli arretrati di straordinario, di contratto e altro, e noi PA ritardava i pagamenti. Noi abbiamo fatto un intervento come Lega chiedendo una mano al ministro Giorgetti, e come Federico ben sa, io so, perché tanti poliziotti sanno, fortunatamente la settimana scorsa è stato tutto sbloccato e i rinnovi sono arrivati. Quindi questo per dirti, gli arretrati, attenzione, gli arretrati del rinnovo, quindi il poliziotto ha avuto ciò che gli aspettava. Perciò se uno appunto gli aspettavano 3 anni di pagamenti, ha avuto 3 anni, 3 anni, non un mese in meno, né un mese in più, e né un giorno in meno, né un giorno in più. Perché io ho letto che praticamente alcune cose sono andate solamente ai gradi superiori, cioè agli ultimi della ruota. Non è vero, Mimmo, perché ti posso dire se me lo dici tu io sono soddisfatto. No, ti dico un'altra cosa rispetto a quello che tu hai detto adesso, ti sentisco anche quest'altra cosa. Poi è una grandissima cazzata, sai perché? Te lo dico io. Perché i superiori, quindi parliamo di dirigenti, non fanno parte del nostro contratto, hanno una contrattualizzazione a parte, e questi signori, parlando dei dirigenti, ancora non devono sedersi per il rinnovo contrattuale che a noi già è stato pagato e hanno già fatto, perché sono 2 contratti completamente diversi. Quindi in questo caso chi dovrebbe lamentarsi è il dirigente, ma non la truppa, perché la truppa fortunatamente è stato fatto il rinnovo. E ti dirò di più, io ero in Senato questa settimana, abbiamo fatto l'incontro con Matteo Salvini, con il sottosegretario Ostellari, Molteni, con i capogruppi della Lega alla Camera e al Senato per quanto concerne il dia di sicurezza, e ti posso garantire che questo governo ha già stanziato i fondi per i prossimi 2 rinnovi contrattuali delle forze di polizia e dell'impiego pubblico. Rispetto a chi in passato non ti faceva neanche il rinnovo che ti spettava, questo governo ti ha fatto il rinnovo, ha pagato gli arretrati e tutto, il rinnovo è abbastanza congruo, e i colleghi possono confermare. In più ha già messo in previsione gli ulteriori prossimi 2 rinnovi, non 1, 2. Quindi io capisco che c'è qualche giornale che pur di attaccare il governo, pur di attaccare qualsiasi altra area, scriva una marea di cavolate. Però, ripeto, Federico, io sappiamo che fortunatamente ci sono arrivati gli arretrati, non c'è stato pagato quanto si aspettava. Quindi il fatto che un sindacato, a me fa ridere perché poi sono cavolate grosse come una casa, ma chi sindacato ti firma un accordo che su 3 anni
questi vengono pagati solo 5 mesi. Antonio, io dai scritto a quel sindacato ti picchio, ti meno. Antonio, io ho il privilegio di poter avere a che fare con te e con Federico. Chi, se non a te, a lui mi posso rivolgere per farmi chiarire queste cose? Infatti mi viene da ridere. Perché ne piovono, qua ne piovono di ogni di notizie, no? E fra le tante che piovono ci stanno anche quelle che sono delle vere e proprie bufale. Mimmo, guarda, credimi, io la mattina spesso faccio la rassegna stampa, stando da sottosegretario ho l'opportunità di avere una rassegna stampa dettagliata di tutti i quotidiani. A volte mi soffermo, quando ho voglia di farmi due risate, poi vado ad aprire i soliti, no? Lì leggi l'impossibile, credimi, leggi tante di quelle fake news ho tante dichiarazioni assurde da parte politiche che ovviamente ideologicamente sono lontane anni luce rispetto alla nostra ideologia. Quindi ci sta il gioco delle parti, però fortunatamente il poliziotto penitenziario non ha l'anello al naso, cioè, magari 40 anni fa c'era una cultura, oggi c'è una cultura che è completamente diversa, con tutto il rispetto a grandissimi lavoratori anche 40 anni fa, per l'amor del cielo, però forse erano anche molto più sensibili quelli di 40 anni fa. Io sì, ho conosciuto persone di 40 anni fa che avevano la capacità di gestire un carcere intero. Leggevi la notizia subito live, avevi aggiornato. 40 anni fa purtroppo erano 40 anni fa. Il senso è quello, quindi il poliziotto sa, conosce e percepisce, quindi ecco, quindi a queste persone gli va un po' male, perché finché tu dici la verità, Mimmo, non avrai mai problemi. I problemi li avrà chi continua a dire fesserie, cavolate, cazzate. Quindi io prima che arrivassero gli arretrati, addirittura mi è capitato di leggere di un'organizzazione che non farò il nome, ma che è un'organizzazione assolutamente contro il governo, una delle due, no? Assolutamente non pagheranno neanche sto mese, addirittura slitta a settembre. Ecco, tu crei malumore tra i poliziotti perché ti danno una news sbagliatissima, falsa, e fortunatamente comunque poi i soldi sono arrivati. Questo per farti capire che spesso si parla pur non sapendo le cose. Beh, insomma, chi ascolta la nostra trasmissione c'ha appunto invece la possibilità di conoscere veramente la verità delle cose. Certo, perché noi la settimana scorsa abbiamo detto i soldi arriveranno, noi abbiamo detto della posizione presa dai dipartimenti della Lega e dalla Lega, abbiamo informato i colleghi che a breve sarebbero stati pagati gli arretrati sono stati pagati. Noi in passato abbiamo detto sì, parte il corso, abbiamo dato i dati giusti, abbiamo dato tutto. Dalla nostra radio non hai sentito una fake news perché tu, Federico, io sappiamo le cose, oppure stiamo zitti perché è inutile dire cavolate per essere smentiti la settimana dopo. È giusto. Federico, hai qualche intervento da fare tu? Ragazzo? Federico? Ci siamo persi ancora Federico? Evidentemente ce lo siamo persi. Vabbè, Antonio, intanto che ricerchiamo Federico, tu quale altra novità ci racconti? Antonio? Sì, ecco, ci sono. La novità che ti racconto è che, ripeto, sono stato in Senato mercoledì scorso a questo incontro e fonti ufficiali hanno riferito che questo governo ha già messo mano ai prossimi 2 rinnovi contrattuali, sia per le forze di polizia ma per l'impiego pubblico in generale. Quindi è un continuo work in progress e per noi sono notizie importanti e soprattutto vere, perché un governo che mette a bilancio già i prossimi 2 rinnovi contrattuali per le forze di polizia vuol dire che c'è un'attenzione altissima per le forze di polizia e di conseguenza per la sicurezza del paese. Una sicurezza che fino a qualche tempo fa in Italia era sparita. Cioè, oggi a me capita di andare spesso in giro, no? Ieri per esempio ho preso il treno da Roma, ho notato una Roma Termini, una stazione Roma Termini leggermente cambiata e migliorata rispetto a qualche anno fa. Cioè, ieri c'era la presenza dell'esercito, delle forze di polizia, una stazione più pulita, ma la stessa cosa dicesi per Milano, per Napoli, per le grandi città, ma anche per le medie e piccole città, parlando di Brescia. Quindi la sicurezza è fondamentale per un paese civile come il nostro. E quindi su questo che
Federico, sei tornato con noi? Sì, ora vi sento. Tu condividi quello che ha appena detto Antonio sulla sicurezza in certe stazioni. A Vicenza com'è la sicurezza? Io No, ieri, pensavo a questo. ieri ho ricevuto un filmato dal consigliere comunale Nicola Naclerio che mi ha fatto vedere che a Vicenza, che è in mano alla sinistra col sindaco Possamai, la situazione si è un po' deteriorata rispetto a come era prima col sindaco Rucco, che appunto ha governato la città e ha ristabilito veramente il decoro in certe zone di Vicenza. No, a Vicenza c'è il degrado che impera, in effetti la situazione è precipitata e peggiora ancora, e non solo a Vicenza, anche a Saronno mi arrivano voci che la situazione è molto pesante. A Saronno però i cittadini hanno rieletto di nuovo il PD, evidentemente non avevano abbastanza, quindi hanno dato fiducia. No, in verità molti elettori del centrodestra non sono andati a votare pur di non regalare a tutti questi signori la cittadinanza italiana come voleva fare la CGIL e la sinistra, che ora è andata in crisi perché si sono accorti che anche tra di loro non andavano d'accordo, c'era chi voleva dargliela dopo 3 anni, chi invece dopo 5, quindi stanno litigando ancora. E il guaio è che è tutto vero, io vorrei sparare cazzate, ma purtroppo c'è la realtà che supera la fantasia, e non è solo qua. Ritornando all'inizio, quello che accade a Brindisi accade in tutta la Puglia. Noi è da anni che denunciamo quello che accade in Puglia, la situazione è fuori controllo da Foggia a Brindisi, sono tanti chilometri, vi assicuro, parliamo quasi di 400 chilometri, la situazione è grave, poi chi ci lascia le penne, come al solito chi porta la divisa, chi serve lo Stato, oggi un carabiniere, domani un poliziotto, dopodomani chi lo sa. Abbiamo un'estate che non sappiamo come va a finire, magari qualche agente di polizia penitenziaria, è brutto da dire, però la situazione della sicurezza in Italia è pesante, non possiamo fare finta di niente. Anni e anni in cui è stato lasciato il via libera per tutto, abbiamo persone che si battono soprattutto dall'altro campo affinché chi delinque la faccia sempre franca, e non ci stupiamo se abbiamo zone del paese o intere regioni come la Puglia che sono diventate un carcere a cielo aperto. Io ho conosciuto dei camionisti e mi dicono: guarda, io ho il terrore di fermarmi in Puglia, quando posso mi allungo ad Avellino a Benevento, dormo là e poi riprendo l'autostrada e continuo il mio viaggio in Puglia per andare in Grecia. Cioè, perché si sta meglio ad Avellino a Benevento che in Puglia? No, Mimmo, perché se tu parcheggi il camion in provincia di Foggia o anche in provincia di Barletta, Antesana o Bari, e ti addormenti, ti ritrovi un coltello sulla gola, una pistola in bocca e il camion vuoto, addirittura devi scendere perché ti portano via pure il camion. Confermo quanto dice Federico, perché anche io ho queste notizie, ma da anni. Quelle zone lì, quelle che ha citato Federico, soprattutto su zone veramente ad alto tasso di criminalità, è un qualcosa di allucinante, perché ho avuto amici che hanno avuto esperienze, non pochi, ma tanti amici, che tra Foggia e quelle province che ha citato Federico, Barletta, Trani, Labat, no? Dovrebbe essere Barletta, Andria, Trani. Lì effettivamente non ti conviene sottare, ma soprattutto di notte, perché lì il tasso di delinquenza è altissimo. È vero, perché se noi spesso si parla della Campania, scusami Federico se ti ho interrotto, ma mi trovi pienamente d'accordo, perché spesso si parla della Campania, però io vorrei dire che tra le zone, come dicevi tu Mimmo, Avellino, Benevento, l'Alto Casertano, sono zone che tu puoi dormire con le finestre aperte, la macchina la puoi lasciare aperta che nessuno te la tocca, però basta passare dall'altra parte, effettivamente lì il tasso è altissimo. In alcuni posti lo Stato è assente perché le forze dell'ordine sono inerme, sono indebolite. Quindi, però il problema sta a monte, e poi ridò la parola a Federico, e bisogna sempre capire come voler impostare la sicurezza, e secondo me bisogna dare più potere, bisogna ridare il potere alle forze di polizia, perché altrimenti non ne usciamo più. Scusami Federico. No, è un piacere, anzi vorremmo che chi è ministro dell'interno, il ministro Piantedosi, lo teniamo per la giacchetta, magari strade sicure, le operazioni che sono state fatte in Campania vengono estese a tutta la Puglia, perché comunque una regione intera fuori controllo è pesante. In Puglia non c'è una criminalità organizzata, insomma, di alto livello, tuttavia il crimine è molto pesante e non è più basso medio crimine,
Cioè la violenza dilaga, la violenza e il crimine dilagano in una regione intera. Abbiamo visto che Trump ha mandato la Guardia Nazionale in California, ecco, noi vorremmo che il governo se ne mandi l'esercito in California, e poi farebbe anche bella figura, visto che la NATO chiede l'aumento delle spese militari. Usiamo i militari per difendere i nostri cittadini e la sicurezza di una regione importante come la Puglia. Purtroppo non è la prima volta che accade che un servitore dello Stato muore in questa maniera infame, e c'è il rischio che continui, perché la situazione è molto pesante e non è giusto. Bisogna prendere provvedimenti. Magari l'esercito, perché no, fuori le carceri, garantire anche la sicurezza nei muri di cinta, se serve a liberare il personale, fare bella figura con la NATO, usiamo le nostre forze armate per difendere e dare sicurezza anche al cittadino normale. Va fatto. Posso dire una cosa, forse una speranza in questo campo di miglioramento in quello che è il lavoro che voi svolgete all'interno delle Patrie Galere, possa arrivarci grazie alla nuova nomina del vice capo del DAP, di Massimo Parisi, cioè una volta tanto una persona esperta. Sì, è ufficiale. Una volta tanto una persona esperta messa al posto giusto. Per una volta la meritocrazia. Dice, ma è una gioia, per una volta una gioia, qua mi taccio. Assolutamente sì, Massimo Parisi è un dirigente che io conosco molto molto bene, è una persona estremamente professionale e conosce quella che è la realtà del mondo carcere tutto e di conseguenza della polizia penitenziaria. Diciamo che l'uomo giusto al posto giusto. Io faccio i complimenti al dottor Parisi, io auguro il meglio e sono certo che comunque con il suo contributo l'amministrazione potrà comunque risollevarsi e puntare veramente in alto, che ne abbiamo veramente bisogno, anche perché vorrei ricordare che il nuovo capo DAP, il dottor De Michele, di amministrazione penitenziaria veramente non ha proprio tutta questa esperienza. Io rinnovo gli auguri fatti già la settimana scorsa al dottor De Michele, e quindi aveva proprio bisogno di una spalla forte, di una spalla che conosce quello che è la realtà delle carceri e la realtà della polizia penitenziaria. Quindi in bocca al lupo al dottor Parisi. Beh, ne ha bisogno, perché considerato il disastro che si ritrova dopo oltre un decennio di completo inattivismo nel settore, il dottor Parisi ha sicuramente bisogno di questi auguri, e a cui appunto... Ma poi diciamo, no, è un uomo capace che ha fatto la gavetta, ecco, la novità è proprio questa, finalmente una persona che ha fatto la gavetta, che è partita dall'ultimo confine dell'impero, è partito da Monza, ecco, qualche chilometro da via Carlo Bellere. Lo possiamo dire che sì. Una volta che parte una persona, è stato dirigente di un piccolo medio carcere come Monza, di un enorme carcere come Bollate, e poi si è distinto in tutti i ruoli che ha ricoperto. È una persona che davvero conosce, e sono apprezzato in tutti i ruoli che ha ricoperto sin dalla gavetta, sin dall'inizio, sin da Monza. Io Monza ho modo di frequentarlo e ho ancora tantissime persone che ne parlano non bene, meglio, e quindi per una volta insomma che c'è una bella notizia, è giusto gioire, perché conoscendo la persona, ho avuto anch'io l'onore e il piacere di conoscerlo, mi ha fatto il corso, ecco. Siamo per una volta davvero siamo felici che ci sia la persona giusta al posto giusto, perché una persona che si è sempre distinta ovunque non può che far bene anche là a Roma, che non è facile. Speriamo che non apra al DAP il ristorante al DAP, perché appunto a Bollate ha aperto il ristorante in Galera che ancora oggi funziona. Beh, Mimmo, ai colloqui romantici, visto che ci siamo, almeno finiscono. Possiamo unire l'utile al dilettevole. Infatti. Io, se non ricordo male, si chiama proprio la Galera. Fede, come si chiama? In Galera, il ristorante a Bollate si chiama In Galera. E si mangia molto bene, Io non lo so, non lo voglio sapere. Vabbè, pure io non ho avuto mai il, tra virgolette, il piacere di mangiarci. Io sì, invece mi ci ha portato mia moglie con altre sue amiche e colleghe, e in effetti si mangia bene. Che l'unica cosa che io preferisco la cucina, quella tradizionale, io un po' troppo alla francese, cioè microporzioni, mi sono abituato a piatti di pasta. Comunque insomma la qualità era squisita, era ottima, e comunque diciamo, ben vengano.
in questo momento mi trovo in una parte dell'Italia dove la cucina la fa da padrona, quindi anzi sono da 18 ore qui e sono 17 ore che mangio, quindi non è qualcosa di allucinante. Quindi tornerei chiattissimo, tornerei chiattonissimo. No. Poi rientro stasera in treno, farò la mia attività sportiva, quindi mi metto lì faccio un po' di corsetta nel treno, un po' di attività, mi devo riprendere. Antonio Fellone è talmente attivo come poliziotto che chiede i biglietti anche ai viaggiatori, lui lo sa, si gira tutto il treno chiedendo i biglietti finché non arriva a destinazione. Questo è un po' quale senso civico. Antonio, una domanda, ma in tutti questi tuoi pellegrinaggi, in questi spostamenti, ti è mai capitato di dover intervenire per qualche risorsa che non aveva il biglietto? Assolutamente sì. Di recente una a Verona e l'altra a Parma. A Verona si trattava di un magrebino che erano verso le 22 di sera, eravamo fermi alla stazione di Verona, ha provato ad entrare nel treno e voleva nascondersi in bagno, beccato dal capotreno, ha detto che lui doveva andare in bagno. Niente, io in quel momento ho assistito alla scena, mi sono avvicinato, questa persona stava aggredendo verbalmente e quasi fisicamente il capotreno, sono dovuto intervenire, mi sono qualificato e ho affidato poi il personaggio alla Polfer di Verona. E l'altro caso è successo sul treno da Brescia a Parma, una donna di colore che tra l'altro aveva anche una grossa bici dietro, non aveva il biglietto, ha aggredito assolutamente in maniera veramente assurda un capotreno, urlandogli in faccia di tutto e di più. Lì sono dovuto intervenire, anche in quel caso mi sono qualificato e alla prima fermata utile è stata fatta scendere dal treno. Ecco, ascoltatrici, con non poche difficoltà. Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Libertà e in particolare dello spazio Sinappe, questi sono gli uomini e le donne in divisa che appunto fanno il loro dovere anche quando appunto sono liberi dal servizio. Questa è la gente appunto con cui noi siamo abituati a condividere le nostre trasmissioni e questa è la gente a cui noi diamo voce e appunto per illustrarvi quello che è una realtà molto impattante, perché appunto ringraziate Dio di non doverla subire, però ecco, lavorare in galera con la gente che sta in galera è una realtà molto impattante, molto brutale e poco gratificante, soprattutto perché a volte lo Stato si dimentica di queste donne e di questi uomini che appunto impiegano il loro tempo a difendere quella che è la legalità. Capito? Ecco, io sì, prego. A proposito di ciò, posso lanciare una preoccupazione? Io so che il governo si è già riunito più volte da stamattina dopo le notizie che arrivano dal fronte internazionale. Tuttavia, secondo me bisogna fare attenzione anche al fronte interno, perché la guerra che Israele dice aver iniziato contro l'Iran potrebbe aprire un fronte interno. Sappiamo bene che l'Occidente è a favore di Israele, però il mondo islamico è sempre stato vicino all'Iran, quindi io mi auguro che vengano fatti tutti gli allertamenti e le attenzioni necessarie, perché la guerra non è lontana, potremmo avercela in casa, e quindi chi di dovere emani le direttive necessarie. Si potrebbe, Federico, voglio aggiungere... dare io una notizia in merito? Prego Antonio, prego. No, proprio stamattina, normalmente non tardi, proprio presto mattinata, non so se si può dire presto mattinata, c'è stata assolutamente una riunione di urgenza al Ministero degli Interni con tutti i rappresentanti delle forze di polizia e i vertici proprio per l'allerta dovuta a questa, chiamiamola guerra scoppiata tra Israele e l'Iran. Quindi questo lo do per certo. Rispetto a quello che diceva Federico, sì, si sono già mossi. Fate attenzione. Ho alcuni amici che devono partecipare a questa riunione, a questo incontro. Quindi, sì. Fate attenzione, perché comunque questa piccola scintilla potrebbe scoccare anche e soprattutto dall'interno delle prigioni italiane. Noi abbiamo avuto esperienze simili
prima degli anni di piombo, fate attenzione, visto e considerato che ormai la maggior parte di presenze interne alle patrie galere italiane è di origini appunto arabe, fate attenzione. Attenzione, oltre a beccarvi una lamettata, vi potreste beccare qualche pentolata di olio bollente in faccia, che si è innalzata questo anche... è accaduto anche in tempi non sospetti. Sì, ma in adesso, tempi di non guerra. adesso hanno uno stimolo in più. Comunque vi devo ringraziare. Ci sarà un ordigno all'uranio sicuramente in Vi devo ringraziare, ma il nostro tempo è concluso. A voi i saluti, per favore. Prima Federico e poi Antonio. Dai, vai Federico. No, sono felice della notizia che c'è da Antonio Fellone, perché insomma bisogna tenere gli occhi aperti, è una situazione molto particolare, il fronte interno è molto probabile e possibile. A te Antonio. Antonio, la chiusura. Ringrazio sempre Radio Libertà per lo spazio che dedica alla Polizia Penitenziaria al mondo carcere, a te Mimmo, a Federico, perché è sempre un piacere fare questa trasmissione, semplicemente è sempre un piacere dire la verità, raccontare a chi ci ascolta ormai da anni quella che è la realtà dei fatti. Ma tutto qui, non voglio aggiungere altro, voglio fare i complimenti per il risultato del referendum alla sinistra, perché hanno portato a casa veramente un ottimo risultato. Bravi e continuate così. Buona giornata a tutti e buon weekend. Ciao. Ciao. Avete ascoltato